Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Buonasera a tutti e benvenuti a questa sesta giornata di andata del campionato di Serie B. Stasera si affrontano in Pallasport di Saccon di San Vendemiano, la squadra di casa, il San Vendemiano, il Rucker Sanve Benetton contro il Basket Lecco. Due squadre che arrivano entrambe da due vittorie, una in casa, Lecco contro Piacenza, e il Rucker Sanve finalmente ha messo i 2 punti andando a vincere a Padova contro la prima in classifica. Partita interessante, vedremo se innanzitutto la Rucker Sanve riuscirà a dimostrare di aver fatto il salto di qualità e di partire per un campionato nuovo. Vediamo i quintetti. I primi quintetti. Allora, per il Basket Lecco abbiamo Todeschini, Quartieri, Spera, e poi non vediamo il numero 14 che è Balanzoni, e il numero 4 dicevo che la Rucker Sanve si oppone con Antelli, Muner, Pindalpos capitano, Rossetto e Andrea Carlesso. Si parte. Primo pallone conquistato dalla Rucker Sanve. Pino da 3 e sono la prima tripla, si conferma. Ottimo inizio. Penetrazione sbaglia il numero 9 Todeschini. Antelli porta la palla in attacco sul perimetro Rossetto. Blocco di Carlesso, ancora Pindalpos, tenta la penetrazione ma 5 secondi dalla fine e palla persa purtroppo, con lo scarico che non va, che arriva nelle mani degli avversari. Tentativo da 3 che non va a buon fine e rimbalzo di Muner. Consegnato Rossetto. Pino sul perimetro e arriva il primo fallo, schiato al numero 19 Spera. Primo fallo di squadra per il Basket Lecco. Primo fallo per il numero 19 Lecco. Antelli dal fondo. Carlesso consegnato ancora ad Antelli che rischia di perdere ma penetra e che sfortuna, il pallone non entra, gira sul ferro e poi esce per il rimbalzo del Basket Lecco. Stessa cosa, identica fatalità succede nel canestro opposto. Pindalpos non si capisce con Carlesso e palla purtroppo persa per la Rucker Sanve. Dimessa Lecco. Porta palla Todeschini. Fumagalli, no scusate. E arrivano i primi 2 punti del numero 18 Quartieri. 3-2 dopo 2 minuti, poco più di gioco. Rossetto perde il pallone, penetrazione del numero
secondo ribalzo e porta sempre avanti Antelli il pallone. Scarico su Rossetto da Muner, scusate, a Carlesso, sotto a Muner che tenta di girarsi, e Rossetto da 3 e lo mette. La seconda tripla che conferma la vena della Rucker dalla lunga, che prima della partita di oggi è la squadra con la miglior percentuale realizzativa dei 3 punti, 42%. No, 9 bianco. Primo fallo di Carlesso. Fallo numero 1 di Edoardo Carlesso. Sì. Edoardo, Rossetto, Carletto, scusate. Allora, sotto al numero 14, rimbalzo di Carlesso che dà ad Antelli, che tenta la penetrazione, subisce fallo da Todeschini. Primo fallo di Todeschini e secondo per il Basket Lecco. Rimessa dal lato. Rossetto per Muner. Antelli va a prendersi il pallone. Dentro per Carlesso. Carlesso si gira. Ottimo movimento da sotto e 2 punti per Carlesso. 8-2 in questo momento, 6 minuti e 20 dalla fine del primo parziale. Bellissimo questo qua, rimbalzo in attacco di Piva, penetrazione, scarico a tabellone sempre di Todeschini, e sono altri 2 punti per il Basket Lecco. Antelli cerca di saltare l'uomo, l'1 contro 1, scarica a Rossetto che ridà e sono altri 3 punti, la terza tripla. Per lui sono 6 punti, la terza tripla di squadra, 3 su 3 per il momento. Siamo 11-4 per la Rucker Samve. Ancora Todeschini, scarico, bello ribalzo di Pin dal post che porta avanti il pallone per Antelli. Antelli, Muner, sempre sul perimetro, Muner, Rossetto, Pin dal post, aia, palla quasi persa, ma una deviazione del Lecco. Primo cambio per il Basket Lecco, esce il numero Quartieri ed entra Siberna. Ed esce il numero 18 Quartieri. 4 secondi ancora per l'azione d'attacco della Rucker Samve. Antelli penetra e subisce la stoppata, ma sul rimbalzo Muner mette altri 2 punti per la squadra di casa. Deviazione, palla esce ma è ancora in mano al Basket Lecco, ma in questo momento coach chiama time out, il coach della squadra ospite. 13 locali, 13 Rucker Samve, 4 punti Lecco, 4 minuti e 43 ancora da giocare. Si conferma in questi piccoli primi minuti la precisione dalla lunga della Rucker Samve. Sì, ormai no, al prossimo giro, va bene? Sì, basta che do play, magari continua l'aggeggio, va bene?
Si riprende dopo il primo time out, la prima sospensione, col punteggio 13 la squadra di casa e 4 la squadra ospite. Ottimo inizio per la Lukas Sanve, qualche difficoltà a penetrare l'area per il Basket Lecco. La differenza sicuramente l'ha fatta la precisione dai tiri dalla lunga distanza della Lukas Sanve. 9 sul tiro da 3 del numero che esce e il pallone recuperato sul rimbalzo, il pallone esce ed è recuperato dalla squadra di casa. Il tentativo era del numero dei Todeschini, numero 9, ma non è andato a buon fine. Antelli porta avanti il pallone, Muner, Carlesso sempre sul perimetro, pin dal post, scarica Muner che ha qualche difficoltà, gli fischiano un fallo in attacco, un attacco per Muner. Altro cambio per il Basket Lecco, esce il numero 4 Peroni ed entra Fumagalli, in classe 96. Si riprende, sempre porta avanti la palla, sempre Todeschini. Fumagalli, Todeschini ancora. Mancano 5 secondi. Niente. Sul tentativo del numero 13 Siberna, che diciamo in quel momento non aveva più tante scelte, arriva il fallo di Rossetto, il primo fallo. È il terzo fallo di squadra per la Lukas Sanve. Sono liberi. Il primo entra. Primo punto per il numero 13 Siberna. Entra anche il secondo. 13-6 per il punteggio. Si riprende sempre con Antelli che porta avanti il pallone. Rossetto tira ancora da 3 e il pallone entra. 3 su 3 per Rossetto e 3 su 4 e 4 su 4 di squadra dalla lunga distanza. E sono 16 punti. Il vantaggio della Lukas Sanve arriva a più 10, ma ora torna a più 8 per il canestro da sotto di Fumagalli. Si prepara Antelli, bellissima penetrazione, salta il suo uomo e va a canestro. Intanto si prepara al cambio ed entrerà. Carlesso recupera il pallone con Pino, ancora Muner da sotto. Carlesso decide di andare sotto e mette il canestro dal lato con un gancio. Sono altri 2 punti, 20 per la Lukas Sanve e 8 per la squadra ospite. Massimo vantaggio di più 12. Fumagalli perso il pallone, recuperato per un momento da pin dal post. Todeschini per il numero Spera, esatto, che fa canestro. Si prepara anche Varaschin sulla sedia del cambio. Antelli penetra, scarico di Muner per Pino che entra, penetra e mette un bellissimo canestro da sotto di forza. Todeschini porta avanti il pallone. Altro tentativo da 3 di Siberna, ma che non va a buon fine. Palla ancora in mano ad Antelli per la Lukas Sanve. Altro cambio, terzo cambio, si prepara sulla sedia per la Lukas Sanve. Antelli ancora penetra, bellissimo anche questo. Altri 2 punti da Antelli che sta indubbiamente entrando
in maniera decisa. Tiro dalla lunga ed entra la prima tripla di Siberna. Siamo 24-13 per la Rucker-Sanve a un minuto dalla fine. Pin dal post, cerca di Antelli trova Muner da fuori, non va dall'angolo e contropiede di Basket Lecco con Fumagalli. Muner tiene il suo avversario. Blocco, 4 secondi e rimbalzo. La palla prende il ferro e rimbalzo di Antelli da sotto. Mancano 16 secondi, questo praticamente è l'ultimo tiro, in teoria l'ultima azione. Antelli per Pino, passi, vengono picchiati passi a pin dal post. E si apprestano ad entrare 3 cambi, Varaschin, Barbon e Fazioli per la Rucker-Sanve, mentre per il Basket Lecco entra il Piva. E sulla sirena il tentativo da 3 non entra e il parziale si chiude per 24 punti, con 24 punti per la Rucker-Sanve e 13 per il Basket Lecco. Si riprende con un quintetto Rucker-Sanve composto da Fazioli, Varaschin e Barbon, tutti classe 1998, con l'aggiunta di Rossetto e di Andrea Carlesso. Dall'altra parte abbiamo Piva, il numero 13 Siberna, Fumagalli, in campo il numero 4 Fazioli, Varaschin, Barbon, Carlesso e Rossetto. entrato anche il numero 15 Urbani per il Basket Lecco Secondo quarto. e il numero 18 Quartieri. Si riprende con la prima azione d'attacco. Antelli tiene il suo uomo e Carlesso sul tentativo Fumagalli recupera il rimbalzo, la dà ad Antelli, scusate, Fazioli, perché Antelli è stato sostituito proprio da Fazioli in regia. Varaschin scarica su Barbon che mette un'ennesima tripla. Barbon che nelle ultime partite ha dimostrato una precisione dalla lunga, anche lui decisamente di ottimo livello. Tiro da 2 del Basket Lecco che non va e riprendiamo con Fazioli, riprendiamo e torniamo in attacco. Carlesso insiste, scarica su Rossetto che prova ancora da 3 e arriva anche il primo errore dalla lunga, ma non poteva essere altrimenti. Buon fallo di Varaschin. Fallo del numero 5 Varaschin, primo fallo. Si riprende a giocare Fumagalli, palla sotto, Varaschin tiene, tiro da 3 che non va e Varaschin cerca il rimbalzo, ma l'arbitro
non è convinto Varaschin, ma la palla è del Basket Lecco. Entra Pindal Post. Ritorna in campo Pindal Post al posto di Rossetto e dal fondo rimette il Basket Lecco con 14 secondi. Scarico, Fumagalli la penetrazione, bellissimo canestro da sotto di Fumagalli, e sono i primi 2 punti del secondo quarto per il Basket Lecco. Barbon tenta di palla persa purtroppo. Basket Lecco in attacco, sotto il pallone, si lotta, Fumagalli tenta la penetrazione e non trova il canestro. La palla è recuperata per la Rucker Sanve. Difesa Rucker Sanve che funziona finora. E si prepara ad entrare anche Locci per la Rucker Sanve. Fazioli per Pindal Post, blocco di Varaschin per Pindal Post che mette l'ennesima tripla della serata e sono 30 punti, 30-15 dice tabellone. Il massimo, anzi 29 scusate, non era da 3, era da 2. Tiro da 3 che invece entra per il numero 13 Siberna, 29-18. Fazioli porta avanti il pallone, scarica su Pindal Post, Carlesso da 2 dall'angolo che sbaglia. Arriva un fallo fischiato al numero 14 bianco Pindal Post ed entra, come dicevamo, Locci, Andrea, e esce un altro Andrea ma Carlesso. Rimessa dal fondo, tiro da 3 e anche loro iniziano. Quartieri la mette e Basket Lecco si rifà sotto. Lo svantaggio torna sotto la doppia cifra, sono 29-21 per la squadra di casa. Pindal Post penetra ancora e purtroppo, dopo aver fatto tutto bene, un po' di sfortuna. Nel frattempo arriva un canestro in contropiede del Basket Lecco che costringe il coach Volpato a chiamare time out. Mancano 6 minuti e 15 a riposo lungo, il punteggio è 29 per la squadra di casa e 23 per la squadra ospite. 29-23, 6 minuti e 15 secondi da giocare. La squadra ospite ha cominciato, come era prevedibile, a mettere qualche canestro in più, soprattutto dalla lunga, e i risultati si vedono. Si è riportata sotto e ora è a meno 6 dalla Rucker Sanve. E si riprende rimessa in gioco di Varaschin per Antelli, che ha preso il posto nel frattempo di Fazioli. Barbon, Locci sotto, scarica per Varaschin che scarica ancora per Barbon che mette l'ennesima tripla veramente percentuali anche il Basket Lecco prova da 3, non entra, ma il rimbalzo è sempre preso dalla squadra ospite e sono 2 punti da sotto.
decisamente aggressiva in difesa la squadra ospite. Antelli cerca la penetrazione e subisce la stoppata di Urbani. Intanto c'è un cambio per il Basket Lecco, esce proprio quello che ha fatto la stoppata e entra Balanzoni. 6 secondi ancora per l'azione d'attacco della Lucas Sanve. Antelli appinda il post e arriva il fallo. Per il numero 18 del Lecco, primo fallo. Quartieri. Primo fallo di Quartieri. Rimessa dal fondo, Michele Antelli. Aia. Pallone è uscito. È proprio uscito. Stava per uscire dal palazzetto. Barbon, nuovo per Antelli, sul perimetro per Varaschin. Antelli cerca di saltare il suo avversario, cerca un appoggio a Locci. Vabbè. Sono passati 24 secondi e la palla torna in mano, dopo una lotta, torna in mano al Basket Lecco. Un breve chiarimento fra arbitro e coach Volpato. 32-25, secondo quarto, 5 minuti da giocare. 2-1 dispari per i locali. Si riprende, Fumagalli porta avanti il pallone. Sul perimetro per Siberna che va sotto, sbaglia e prende il pallone Locci, che purtroppo però lo dà agli avversari. Se lo va a riprendere dopo un errore della Basket Lecco. Sono 2 ribalzi, anche se poi in realtà c'è anche la palla persa in mezzo. Antelli per pin dal post per Barbon, blocco di Varaschin, Barbon da 3, questa volta non va. Da 2 sono altri 2 punti per Siberna, si prepara il cambio Rossetto. Varaschin per Barbon, palla a Pino. Non è fallo. Perde palla Pino e arriva il fallo di Barbon. E sono 2 tiri per Basket Lecco. Si appresta Rossetto per posto di Barbon e Muner, esce Antelli, anzi no scusate, esce Varaschin. Per il Basket Lecco entra Spera e esce Piva. Ai liberi abbiamo Siberna. Primo non entra. Il secondo nemmeno. Riprende il rimbalzo Muner. Consegnato da Antelli che dà pin dal post, che subisce fallo del numero 18 Quartieri. Sicuramente c'è aggressività e arriva il cambio proprio per il numero 18. Todeschini al posto di Quartieri e si riprende da metà campo. È soltanto il secondo fallo di squadra per la Basket Lecco, mentre la Lucas Sanve ne ha 3. Locci consegnato per Antelli, Muner,
pin dal post, blocco di Locci e 2 punti di Rossetto con la mano in faccia, bellissimo canestro. Dall'altra parte Siberna, penetra, spera e realizza da sotto con decisione. Rossetto, Antelli, Muner sempre sul perimetro, adesso cerca di penetrare Rossetto che scarica su Locci, ma gli arbitri gli fischiano passi. Punteggio nel frattempo 34 per la squadra di casa e 29 per la squadra ospite. Mancano 2 minuti e 48 secondi al termine del secondo parziale. Todeschini porta avanti il pallone. Siberna, Todeschini ancora, sotto per il numero 14 che la mette, fa sentire il suo peso, Balanzoni, e mette un canestro, altri 2 punti da sotto. E il Basket Lecco si riporta ad un possesso di distanza dalla Ruka Samve. Penetrazione di Antelli che subisce fallo e fallo del numero 14 del Lecco, primo fallo personale per Balanzoni. numero 14 Balanzoni e non sono tiri. Entra Peroni ed entra il numero 10 Brambilla. Rimessa di pin dal post per Antelli. Muner per Antelli ancora. Cerca la penetrazione. Tiro. Arresto il tiro, ma c'è la deviazione e la palla è ancora Ruka Samve che ha solamente 4 secondi per questa azione d'attacco. Rossetto non entra, rimbalzo di Peroni e la palla la porta ancora avanti Todeschini. Brambilla sul perimetro e arriva il fallo di Andrea Locci. Ed è raggiunto il bonus per la Ruka Samve, sono 2 tiri per Balanzoni. Il primo non entra. Il secondo sì. 34-32 per la squadra di casa. Pressing alto da parte del Basket Lecco che viene superato abbastanza agevolmente. Ora siamo sul perimetro. Locci per Muner da sotto e purtroppo sbaglia. Era arrivato benissimo il pallone, l'assist di Locci, ma Muner ha sbagliato l'appoggio. Rossetto purtroppo non riesce a recuperare il pallone. Rimessa laterale per il Lecco, ad opera del numero 10, Brambilla. Adesso vediamo quanti secondi mancano per questa azione d'attacco, perché probabilmente devo capire se era considerato il cambio di possesso o meno. Gli arbitri si consultano. Obiettivamente il cambio di possesso non c'era e si riprende con 13 secondi per questa azione d'attacco e siamo nella metà campo del Basket Lecco.
Todeschini. Todeschini all'ultimo secondo mette la tripla del sorpasso, il primo sorpasso del basket Lecco. A un minuto dalla fine è arrivato il sorpasso. Vediamo adesso Antelli, Andrea Muner, bellissimo, salta il suo uomo e mette il canestro del controsorpasso a 40 secondi dalla fine. Bella partita combattuta, palla recuperata con Locci, Antelli va sotto e mette un bellissimo canestro in contropiede. Mancano 24 secondi, in teoria l'ultima azione d'attacco per il Lecco, che ecco che prova ancora da 3, ma il pallone non esce. Rimbalzo di Muner con l'aiuto di Antelli, pin dal post, mancano 6 secondi. Purtroppo il pallone è perso, a un secondo dalla fine arriva il tiro da 3, purtroppo entra. Peccato perché è arrivato proprio sulla sirena al tiro da 3 e il punteggio è pari, 38-38. Peccato per la palla persa. Comunque bella partita, secondo quarto indubbiamente il basket Lecco ha preso le misure. E riprendiamo la partita sul punteggio in perfetta parità, 38 pari. Abbiamo dato un'occhiata alle statistiche, sostanzialmente la Rucker-Sanve ha vinto ai rimbalzi, ha tirato meglio da 3, un 6 su 8 che praticamente corrisponde al 75%, ma il problema di fondo sono le 11 palle perse contro le 2 degli avversari. Comunque partita che è tornata decisamente in equilibrio dopo un primo quarto diciamo vinto meritatamente dalla Rucker-Sanve. Lecco ha preso le misure e si è rifatta sotto e ci ha prima superati di un punto e poi con una tripla sulla sirena proprio all'ultimissimo secondo ha riportato la gara in perfetta parità. Si riprende con quintetto Rucker-Sanve composto da Antelli, Andrea Carlesso, Andrea Muner, Rossetto Edoardo e il capitano Pindal Pos. Dall'altra parte abbiamo Peroni, Spera, Balanzoni, Todeschini e il numero 18 che corrisponde a Quartieri. Palla della Rucker-Sanve e riprendiamo. Antelli, sempre lui in regia a portare avanti il pallone, pin dal post. Muner, Rossetto all'esterno sempre per Antelli che la dà dentro a Muner e cerca un appoggio su Antelli, arresto e tiro, prende il primo ferro, il pallone esce nelle mani di Todeschini, anche lui arresto e tiro, sbaglia, lotta sotto canestro fra Carlesso e Balanzoni, ma il pallone esce ed ritorna nelle mani della squadra di casa. Antelli per Rossetto, Rossetto per Pindal Pos, la dà dentro a Carlesso che lotta e in questa occasione perde la battaglia e in contropiede arriva il fallo di Pindal Pos e se non sbagliamo è il secondo fallo.
e sono 2 tiri liberi per Spera. Non so fermato. Primo entra. E anche il secondo. Il Basket Lecco si porta più 2 sul 40-38. Muner rischia di perdere il pallone e in realtà lo perde. Altra palla persa per la Rukersame, che si somma a quelle della prima metà della partita. Todeschini penetra e scarica sotto per e arriva il secondo fallo anche per Andrea Carlesso. Secondo fallo personale per Andrea Carlesso. E va in lunetta il numero 14 Balanzoni. Buono il primo. E anche il secondo. Mini parziale per il Basket Lecco di 4-0. Antelli in velocità passa la metà campo per Andrea Muner. Pin dal post. Palla uscita, deviazione del Basket Lecco e si riprende una rimessa dal fondo di Antelli per Andrea Muner, consegnato ad Antelli, blocco di Andrea Carlesso, scarico su Rossetto che prova da 3 e questa volta non va, ma arriva Andrea Muner a prendere per un attimo il rimbalzo, ma poi perde la palla. Palla persa anche per Basket Lecco, un piede di Peroni tocca la linea laterale, rimessa per Antelli che è Rossetto, ancora per Antelli, blocco di Carlesso, Muner sul perimetro, pin dal post, blocco di Andrea Carlesso da 2 e la mette. Sono i primi 2 punti del terzo parziale per la Rukersame dopo 2 minuti di gioco. Quartieri per Peroni. Peroni penetra, tira, sbaglia e arriva il rimbalzo di Antelli che poi subisce fallo da Balanzoni. Una differenza di peso fra i 2 atleti, ma Antelli combatte. Esce Fumagalli, no, esce Fumagalli, esce Peroni, era 4. Sì, mi pare. Sì, i Balanzoni di quella sono. Sì, infatti. Antelli per Carlesso, pin dal post, scarica all'interno per Carlesso che subisce fallo dal Quartieri, viene spinto da dietro Carlesso e rimessa da fondo con 14 secondi. 18, Quartieri. Pino da 2, rimbalzo di Carlesso che subisce fallo su tiro e questa volta sono 2 liberi. Fallo ai danni di Carlesso.
il fallo commesso dal numero 9 Todeschini. Secondo fallo personale. Cambio per Numero 2 Fumagalli, esce il numero 18 Quartieri. Fumagalli per Quartieri per il Basket Lecco. Intanto dalla lunetta si appresta Carlesso al primo tiro. Adesso al tiri liberi. Buono il primo. È buono anche il secondo, che riporta la partita in perfetta parità, 42 Rucker Sanve e 42 Basket Lecco. Penetrazione veloce e 2 punti troppo facili di Siberna e purtroppo arriva un altro pallone perso, un'incomprensione da parte della Rucker Sanve e pallone che ritorna nelle mani della squadra ospite. Siberna alla rimessa dal lato, Todeschini per Fumagalli, Fumagalli per Spera, tiro da 3 che non va e rimbalzo di Pindal Post. La Rucker torna in attacco, Muner per Pindal Post, no, pallone purtroppo perso ancora una volta ed è un contropiede di Siberna e sono altri 2 punti, più 4 per il Basket Lecco. Rossetto per Pindal Post che subisce fallo, spinta da dietro di sembrerebbe Todeschini ed è il terzo fallo di Todeschini che viene subito sostituito da Brambilla. Esce Todeschini, numero 9. Oltretutto la squadra ospite del Lecco raggiunge il bonus. L'ora in poi, a 6 minuti e 15 dalla fine, ogni fallo saranno liberi per la Rucker Sanve. Pino consegnato ad Antelli, ancora per Pino, purtroppo altro pallone perso, non si capiscono. Antelli Fallo del numero 10 Michele Antelli, primo fallo. fallo da sotto nel tentativo di contrastare la penetrazione e viene sostituito da Fazioli e va Siberna alla lunetta. 2 tiri liberi. Il primo non entra, secondo tentativo, anche questo non entra, ma purtroppo Siberna non viene tagliato fuori nel modo giusto e si riprende il pallone. Ancora in attacco il Basket Lecco, Brambilla tenta la penetrazione, penetra, sbaglia e poi il pallone con un tap-in entra e sono 48 per il Basket Lecco, massimo vantaggio di più 6. Fazioli intanto ha sostituito, come abbiamo detto prima, Antelli in regia. Pindal Post da 3, purtroppo prende il ferro, non entra. Rimbalzo del numero 19 Spera. Fumagalli in attacco, penetrazione e passa in mezzo a 3 giocatori e coach Volpato chiama time out. 42 a 50, 5 minuti e 18 secondi del terzo quarto ancora da giocare. Si ritorna in campo. Lo vediamo anche in casa Rucker Sanve Masocco che si sta scaldando. Per lui sarebbe un rientro dopo alcune partite fuori per infortunio.
Muner per Antelli, adesso giochiamo con Antelli e Fazioli insieme. Fazioli perde purtroppo il pallone, c'è una lotta e dopo qualche secondo l'arbitro decide per una palla a 2. In questo caso viene favorita la squadra ospite che recupera il pallone. Si riprende Fumagalli, un po' di sfortuna in questo caso, la palla che poteva essere benissimo recuperata. Tiro, purtroppo subiamo a rimbalzo e arriva il fallo di Fazioli. Sono 2 tiri per Lecco. Stiamo subendo troppo a rimbalzo indubbiamente. Primo entra Brambilla ancora in lunetta, il secondo lo sbaglia ma purtroppo il pallone fatalità arriva in mano ad Antelli. Fazioli e in contropiede a 2 e sono 2 punti e il pubblico cerca di caricare la squadra di casa e arriva il fallo di Rossetto che dovrebbe essere il secondo fallo. Anche noi raggiungiamo il bonus e come dicevo prima si appresta ad entrare Masocco al posto di Antelli, mentre dall'altra parte Urbani fa il suo ingresso in campo. Siberna dalla lunetta sbaglia il primo. E sbaglia anche il secondo. La lotta a rimbalzo anche questa volta premia la Rucker Sanve. Fazioli purtroppo scivola, riesce però a dare a Muner. Muner scarica su Rossetto che dalla linea dei 3 la mette e arriva dopo lungo un po' di tempo anche la tripla che mancava da un po' e riporta la Rucker Sanve a -4. Penetrazione, questo è un canestro di Fumagalli, ma la Dea bendata sicuramente ci ha messo del suo. Rossetto per Masocco, Masocco penetra e mette un canestro un grande canestro anche questo con un po' di fortuna e con l'aiuto del tabellone, ma qua ci siamo persi completamente. Fumagalli ha trovato un'autostrada, non c'era il telepass, non c'era neanche il casello e ha messo 2 punti. Carlesso lotta da sotto, sfortunatissimo in questo caso, che aveva messo da 3 Brambilla, sbaglia, bravissimo Fazioli che recupera il pallone, subisce il fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Stiamo lottando sulla nostra area, ma è dura. Locci sostituisce Carlesso
e Fazioli Alla lunetta in lunetta. Filippo Fazioli. A 2 minuti e 23 secondi dal termine del terzo parziale, tutte e due le squadre in bonus, tutte e due. Fazioli il primo lo mette, e anche il secondo che riporta la sua squadra a meno 4. Difesa molto alta che inizia già dalla metà campo avversaria per la Rucker-Sanve. Scarico per il tiro da 3 che non entra, rimbalzo però, e il canestro, un bel canestro di Urbani, premiano la perseveranza della squadra ospite. Masocco dentro per per Rossetto, che però sbaglia. Fumagalli, toppatone di Rossetto, bravissimo, e palla recuperata in mano a Masocco, che continua la sua lotta e va a cercarsi il fallo. Secondo fallo del numero 10. Brambilla fa il suo secondo fallo. Nel frattempo Varaschin sostituisce Muner, mentre Barbon Al cambio entra anche lui esce Andrea Muner. al posto di Rossetto. E Masocco attende il pallone in lunetta per il suo primo tentativo. Il primo entra. Il secondo viene sbagliato. 52 per la squadra di casa e 57 per la squadra ospite, a 1 minuto e 20 dalla fine del parziale. Pallone che circola e arriva il tiro da 3 di Fumagalli e arriva a 60 più 8 per Lecco. Masocco per Barbon. Fallo in attacco fischiato, crediamo, a Varaschin. Sì, a Varaschin. ...55 secondi e Lecco in attacco. Tiro da 3 di sbagliato, ma Brambilla è bravissimo a prendersi il rimbalzo, ma è sfortunato allo stesso tempo e va a toccare col piede la linea di fondo. La Rucker-Sanve recupera il pallone e lo rimette con Varaschin a Fazioli. Fazioli porta avanti per Varaschin. Varaschin tenta, prova, si riprende il pallone dopo un errore. Fazioli per Barbon e Barbon ritorna e arriva un'altra sua tripla che ci riporta almeno 5 a 15 secondi dal termine. Ultima azione, sempre difesa a zona per la Rucker-Sanve, arriva la tripla però sbagliata. Si lotta sotto canestro, ma il pallone viene deviato da Varaschin e quindi rimane in mano della Lecco con 2 secondi e 4 decimi da giocare. Scarico esterno, tentativo ma che non va a buon fine. Terzo quarto. 55 squadra di casa e 60 squadra ospite. Qualche palla persa di troppo ancora in attacco, ma comunque si mantiene pienamente in partita.
E stanno per iniziare gli ultimi 10 minuti di gioco. La partita ancora apertissima, il pubblico prova a fare la differenza e ad incitare i propri atleti. Si rientra in campo con Locci, Barbon, Fazioli, Masocco e Varaschin per la Rucker Sanve. Fazioli porta avanti il pallone per Masocco. Barbon lotta sotto canestro, uno scontro di gioco con l'avversario che rimane un attimo a terra ma si riprende. Si riprende subito. Si riprende dal fondo con il pallone in mano alla Rucker Sanve. È stata una bella la scena. Stavamo facendo la rimessa ma senza il pallone in mano. Locci consegnato per Fazioli, blocco di Locci stesso, Varaschin non va purtroppo, però il pallone rimane in mano alla Rucker Sanve grazie a Locci che contrasta il suo avversario e lo costringe a una deviazione. Altri 14 secondi per questa azione d'attacco. Fuori per Locci, consegnato ancora a Fazioli che scarica su Barbon che cerca la penetrazione, si gira ed è sfortunato. Era una bellissima azione ma non ha fortuna nella conclusione. Penetra Fumagalli e commette fallo Locci e sono 2 tiri. Fallo di Locci, secondo fallo personale. 2 tiri per Fumagalli. Il primo non entra. Il secondo sì. Stava per esserci un altro pallone perso e fortunatamente è arrivata a deviazione dall'avversario. Rimessa di Varaschin per Fazioli, pressing alto da parte di Lecco che mette in difficoltà il portatore di palla. Sono passati 12 secondi e dobbiamo ancora Masocco dal lato per Varaschin a 4 secondi. Un tiro un po' così, però Locci non si è capito. Fischiato un altro fallo a Locci. Fallo di Locci, terzo fallo personale. Entra Michele Antelli, esce Fazioli e Filippo. Ritorna in campo Antelli. Rimessa. Il tiro da 3, Antelli a rimbalzo per Masocco, Masocco sotto per Locci, Locci combatte e fa canestro da sotto
fa sentire i suoi centimetri. 57 a 61. Bella azione, finalmente siamo riusciti a segnare da sotto dopo un lungo fallo in attacco del numero 4 Peroni. Bravo Masocco a subire fallo in attacco. Adesso Varaschin lascia il posto a Muner. Varaschin, entra Andrea Muner. Siamo sempre lì, la Luca Sanve a -4 con 8 minuti e 10 di gioco da Antelli, ancora porta il pallone, Muner, Masocco sull'angolo, Antelli ancora cerca di penetrazione, vediamo cosa succede, scarica per Masocco che la mette e arriva un'altra tripla che riporta a -1 la Luca Sanve. Si scalda l'ambiente, partita pienamente, si fa sentire che il pubblico, partita pienamente in equilibrio. Difesa a zona, tira da 3 e sbaglia Lecco e si riprende il rimbalzo Antelli che è già dall'altra parte, scarica su Masocco che riprova ancora e questa volta sbaglia. Arriva il fallo anche di Masocco. Il fallo quasi a metà campo e arriva il time out chiesto dalla squadra ospite, da coach Meneguzzo. Luca Sanve in campo con Cesare Barbone, Andrea Muner, Michele Antelli, Daniele Masocco e Andrea Locci. Si riprende in attacco ancora Lecco. Todeschini, salta Antelli, Todeschini sbaglia ma va a riprendersi il rimbalzo. Ancora un pallone, intanto si appresta al rientro Carlesso. Tiro, passano i 24 secondi e non succede niente, la palla ritorna in mano ad Antelli per Barbon, di nuovo ad Antelli. Che va dentro, bellissima penetrazione e 2 punti da sotto che ci portano al sorpasso. 6-2 Luca Sanve, 6-1. Bella che questa è, schiacciatona di Balanzoni e contro sorpasso immediato. Bella partita in questo momento, qualche errore a livello difensivo ma bella partita. Scarico per Barbon che riprova, questa volta è sfortunato ma il rimbalzo arriva nelle mani di Muner che subisce il fallo e sono 2 tiri per lui. Al rientro Pindal, Posse e Carlesso al posto di Locci e Masocco. Intanto Muner va sulla lunetta per i 2 tiri. Per Andrea Locci. Sbaglia il primo. E mette il secondo per l'ennesimo pareggio. Pareggio 63 a 63, 5 minuti e 59. Abbiamo l'impressione che la partita si deciderà all'ultimo. La Luca Sanve si sta chiudendo bene, Antelli difende bene sul suo avversario molto più alto di lui, arriva e Barbon va a prendersi un bellissimo rimbalzo proprio con la grinta, ridà ad Antelli, Antelli a Barbon, nuovo ad Antelli, Muner
cerca un pick and roll con Antelli che rientra, scarica e purtroppo commette passi e arriva un pallone perso. Fumagalli per Todeschini e riprendiamo. Quartieri per Spera. Todeschini. Fumagalli. Purtroppo subiamo ancora rimbalzo, ma questa volta nel secondo tentativo la riprende Muner e la dà ad Antelli per un'altra azione d'attacco della Lucas Sanve. Antelli non sa chi darla, purtroppo Pino la prende, no, Pino purtroppo poi anche la perde, pin dal post, forse ci poteva stare anche un fallo, ma e il fallo arriva questa volta ed è fischiato proprio a pin dal post, che si arrabbia per l'azione precedente. Terzo fallo personale. Ma comunque è il suo terzo fallo personale. Rientra Siberna Edoardo Rossetto per Cesare Barbon. Per Lecco, mentre Rossetto Edoardo al posto di Barbon. Cesare. Qualche discussione con un coach Volpato. Normale amministrazione e si riprende con Todeschini e attacca l'area, va dentro, sbaglia, però si prende anche il rimbalzo e purtroppo questo è un problema. I rimbalzi e i secondi tentativi, addirittura a volte anche i terzi del Lecco sono troppi. Rossetto per Muner, Antelli per Muner ancora, che cerca di penetrare ma non ce la fa. Aia, scarico, cambio di lato di Pino, che però viene intercettato dagli avversari che ritornano in attacco. Scarico, niente, non va il tiro da tre, il tentativo da tre di Siberna e si riprende con la Lucas Sanve in attacco, con il punteggio fermo sul +2 per la squadra ospite. E mancano 3 minuti e 15 alla fine. Pino, tiro tentativo da 3 e subisce il fallo di Quartieri e andrà sulla lunetta per 3 tiri liberi. Quartieri per il suo quarto fallo personale. Alla lunetta per i 3 tiri, pin dal posto. Io ti faccio un partito, sta di là, ne dico. Buono il primo. Entra anche il secondo e a questo momento è pareggio a 65. E entra anche il terzo ed è il sorpasso Lucas Sanve +1. C'è un attimo da asciugare il campo. Difesa alta della Lucas Sanve. Una zona molto alta. Il pubblico si fa sentire. Vediamo se questa difesa prova l'ultimo secondo, non prende neanche il ferro, il tiro del Lecco che si riparte con Antelli che fa venire i brividi. Abbiamo rischiato una palla persa. Pin dal post
e penetra, si gira da sotto, sbaglia ma subisce fallo e quindi andrà nuovamente in lunetta per altri 2 tiri liberi a 2 minuti e mezzo dalla fine. Mi sa che questa partita si deciderà agli ultimi secondi. Time out nel frattempo chiesto dalla squadra ospite, crediamo. Alla lunetta Francesco Pintalpos per i 2 tiri liberi. Pintalpos mette il primo. E il capitano mette anche il secondo, più 3 per la Rucker-Sanve, un possesso pieno di vantaggio. Difesa sempre molto alta, pubblico si fa sentire. Aia, sembrava una palla recuperata, invece viene fischiato un fallo ad Antelli e sono 2 liberi per Balanzoni che va in lunetta a 2 minuti e 18 secondi dal termine. Sbaglia il primo. Pubblico che incita e panchina che fa lo stesso. Sbaglio anche il secondo e rimbalzo di Muner. Ottimo rimbalzo di Muner, importantissimo. Rossetto e Antelli. Antelli entra, scarica su Rossetto che dà a Pintalpos sotto a Carlesso che da sotto si trova solo e non sbaglia, e ora i possessi di vantaggio sono 2, 70-65. Sempre difesa zona alta, penetrazione, scarico, recupero di Rossetto che subisce fallo da Peroni e andrà in lunetta. Adesso ogni fallo chiaramente sono liberi. La partita si deciderà in questo ultimo minuto e mezzo. Volpato chiama sempre una difesa alta, purtroppo il primo lo sbaglia, peccato. Il pallone va asciugato e arriva il secondo tentativo di Rossetto che sbaglia anche questo. Rimangono 2 possessi, peccato perché potevano essere 3. Vabbè, ho detto una banalità. Spera, tiro da 3 che sbaglia e rimbalzo di Rossetto che subisce l'ennesimo fallo, questa volta di Todeschini. Speriamo che questa volta sia più preciso ai liberi. Chiaro che è un fallo tattico in questo caso, evidente, di Lecco. Edoardo Rossetto per 2 tiri liberi. Ma siamo ancora in vantaggio. Buono il primo di Rossetto, più 6 per la squadra di casa. E più 7, ad ora i possessi diventano 3 di vantaggio a 1 minuto e 20 dalla fine. 7 importantissimi punti, tiro da 3 che viene sbagliato, purtroppo il rimbalzo non premia Rucker-Sanve, però Pintalpos con la sua esperienza si va a riprendere il pallone e lo dà ad Antelli, ancora Pintalpos. Adesso chiaramente
si gioca un po' col cronometro evidentemente. Callesso, bellissimo, più 9 dopo un errore da sotto di Antelli, il rimbalzo e Callesso la mette. Sono 9 a 43 secondi dal termine, tutti si buttano sul pallone, recuperano, Antelli la dà sotto a Muner che prova, sbaglia ma subisce il fallo e va in lunetta. In questi ultimi 2 minuti la partita si è veramente accesa anche dal punto di vista fisico, ma la Rucker-Sanve ha dimostrato di esserci nei momenti decisivi e ora la partita sembra, magari qualcuno si toccherà, ma la partita sembra decisa a 34 secondi dal termine e con 2 tiri liberi per Muner sul più 9 per la Rucker-Sanve. Con l'aggressività della difesa alta, le tante palle recuperate, in questo caso hanno compensato le palle perse dei quarti precedenti. Muner, buono il primo ed è doppio vantaggio, doppia cifra. Secondo viene sbagliato, più 10 per la Rucker-Sanve. Wow, stava appena al posto recuperando il pallone. Tiro da 3 da fuori che non entra e arriva il fallo di Rossetto sul numero 14 Balanzoni e sono 2 tiri liberi a 13 secondi dalla fine. Time out chiesto da coach Volpato. Si riprenderà con 2 tiri liberi per Balanzoni, ma siamo più 10 per la Rucker-Sanve a 13 secondi dalla fine. Si riprende per gli ultimi 13 secondi e si va e siamo in lunetta per Lecco. Buono il primo. E buono che il secondo per il meno 8. Altro time out, sempre di Volpato, probabilmente, ma immaginiamo per poter fare la rimessa poi in zona d'attacco. Si riprende in zona d'attacco per la Rucker-Sanve. Rossetto per Antelli. Antelli subisce evidentemente fallo da Fumagalli e va in lunetta. È il primo fallo in tutta la partita per Fumagalli. Buono il primo. Ed entra anche il secondo per il più 10, di nuovo 11 secondi, azione d'attacco, Fumagalli sempre, penetra e sbaglia, ma arriva il fallo, non abbiamo visto, adesso vediamo. Fallo
Pindal Pos commette, per quello che può contare, il suo quarto fallo e in lunetta va il numero 15 Urbani. Buono il primo, mancano 5 secondi alla fine della partita. E sbaglia il secondo, Pindal Pos va a rimbalzo, tiene il pallone, vuole tenerlo fino alla fine e la partita finisce con una grandissima vittoria della Rucker Sanve. Arriva anche finalmente arriva anche la vittoria in casa, che conferma quanto di buono fatto a Padova. Il recupero e la vittoria di Padova non è stato un caso e oggi la Rucker Sanve lo ha dimostrato pienamente. Ricordo il prossimo appuntamento per la Rucker Sanve è la prossima settimana a Reggio Emilia. Diamo un'occhiata alle statistiche. La Rucker Sanve ha tirato da 2 punti 17 su 33, quasi il 50%, 16 su 21 ai tiri liberi e 9 su 15 dalla lunga distanza, quindi mantenendo una media molto vicina al 60%, che confermando, diciamo, che probabilmente insomma è la squadra che sta tirando meglio da 3 dall'inizio del campionato. Lo era prima di questa partita e credo che questo l'abbia confermato. Dall'altra parte 19 su 39 da 2 per Lecco, 6 su 26, qui sta un po' la differenza sui 6 canestri fatti su 26 tentativi da 3 e 12 su 24 ai liberi. A livello di rimbalzi sostanzialmente 38 rimbalzi per la Rucker Sanve, 31 per la squadra ospite, e poi se vogliamo dare un'occhiata, come abbiamo fatto prima, sulle palle perse, le 21 della Rucker Sanve sono solamente controbilanciate in parte dalle 8 del Basket Lecco. Comunque bellissima vittoria, soprattutto perché è arrivata in casa e meritata sicuramente per la Rucker Sanve, che si conferma e dimostra quanto di buono si è visto in queste ultime 3 partite, anche contro quella di Cento, che alla fine è stata persa ma giocata, e ora va a prendersi gli applausi di tutto il pubblico presente e la prossima settimana andrà a giocare in quel di Reggio Emilia. Grazie a tutti e buona serata. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.